Domenica 27 aprile 2012, presso lo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, si è svolta la prima semifinale del campionato nazionale di eccellenza. Una partita difficile, giocata da entrambe le formazioni, ma Mogliano forse meritava qualcosina in più del solo punticino di bonus. Partita dai molteplici volti tra due squadre che offrono al pubblico 80 minuti di ottimo rugby, alternandosi a più riprese al comando del match. Equilibratissimo il primo tempo, con i Cavalieri che chiudono in vantaggio 11-12 grazie a 4 calci piazzati di Wakarua. In avvio di ripresa gli ospiti sembrano prendere il controllo del match, approfittando della superiorità numerica per giallo ad Andrea Ceccato, con l'estremo toscano Gawini che dopo uno slalom nella difesa di casa serve il pilone De G. Gregory. Altri 4 minuti e la partita sembra definitivamente chiusa, quando Nifo schiaccia la bandiera e Prato allunga sull'11-22. Mogliano, in difficoltà nei primi 10 minuti del secondo tempo, rialza la testa ed in 6 minuti ribalta il risultato con una meta di Lucchese. Ma è ancora Prato a riportarsi in attacco nel finale, riportandosi in avanti nel punteggio con una nuova iniziativa di Gawini, che questa volta finalizza personalmente al di là della linea. Bocchino trasforma il 24-29, poi negli ultimi minuti è ancora la squadra di Umberto Casellato a chiudere in avanti, approfittando anche della superiorità numerica per un giallo a Nifo. Prato però difende il vantaggio fino al fischio. Abbiamo preso un break di 12 o 14-0 in inferiorità numerica e siamo riusciti a rientrare in partita, ci abbiamo creduto fino alla fine. Da un punto di vista tecnico abbiamo fatto forse il nostro gioco nella partita più importante della stagione, questo penso che sia una cosa di una squadra matura. Chiedevo questo e mi hanno dato questo qui. Io e Franchino abbiamo cercato di preparare al meglio la partita e i ragazzi ci hanno risposto nel migliore dei modi. Penso che l'arbitro non abbia assolutamente influito sull'andamento della gara, anzi, tutt'altra cosa. Nostra ingenuità, forse dovevamo fare il cambio prima, però tutto un po' si equilibra a fine partita. Non penso che l'arbitro sia stato decisivo per una o per l'altra squadra.